sindaco di Scorzè è pronto a dimettersi qualora fosse obbligato ad accogliere i profughi. Diverso l'atteggiamento del primo cittadino di Portogruaro. Ospiteremo 12 rifugiati, annuncia. Ed ora il caso profughi. Il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, minaccia di dimettersi qualora venga costretto ad accogliere i rifugiati politici. Il primo cittadino ha spiegato i motivi della sua presa di posizione in una lettera inviata al ministro dell'Interno Roberto Maroni e al prefetto nonché neocommissario all'emergenza Luciana Lamorgese. Ma intanto c'è un altro primo cittadino che invece dice sì all'accoglienza. Parliamo infatti del sindaco di Portogruaro che mette a disposizione le case ATER. Sentiamo. Sono circa 160 i profughi presenti nei centri di accoglienza di Jesolo e Cavallino Treporti, profughi che a giorni verranno smistati in tutto il Veneto. 12 di questi arriveranno anche a Portogruaro. Il primo cittadino ha già individuato una soluzione. Quello che mi viene più in mente oggi, se dovesse esserci un'emergenza, è quello di fare un'ordinanza eventualmente e utilizzare le case ATER, per esempio, che l'ATER qui a Portogruaro ha dei appartamenti ancora sfitti. Noi vogliamo collaborare con lo Stato e quindi al di là di giudizi o delle situazioni o delle difficoltà non potremo mica lasciarli nei ghetti né possiamo lasciarli a Lampedusa. Gli appartamenti ATER, insomma, la soluzione temporanea all'emergenza, da valutare di concerto con la prefettura, con la quale sta dialogando il sindaco e l'ente provincia. L'altro ieri ho parlato con il presidente della provincia, nonché sindaco di San Donà di Piave. Abbiamo una visione comune di intenti. E Portogruaro si divide tra favorevoli e contrari. Noi comunque continuiamo a pagare le tasse. Per chi? Perché se ci rientro bene, se no faremo tutti gli albanesi di turno o il tunisino, faremo tutti quello. Credo che alla fine siamo un'unica famiglia, cioè se vengono io li accolgo molto volentieri, anche perché siamo tutti uguali.